amici bellini, shh, è sempre notte quando faccio questi video che vi escono al mattino, ma c'è tantissimo di cui parlare tra le parole di Garcia, quelle di Osimhen importantissime, gli screenshot, le pagelle. Cominciamo! Allora, veramente voglio essere il più breve possibile, ma c'è il rischio serio che questo video esca di 40 minuti. Benvenuto Marco Pantaleo, iscrivetevi al canale per favore, perché altrimenti siete completamente pazzi, lo dico più per voi che per me. Lasciate like perché Napoli comincia bene la stagione, era importantissimo cominciare col piede giusto e lo facciamo, nonostante un inizio horror, perché dopo 4 minuti arriva il rigore per loro, e anche sul rigore onestamente ne dobbiamo parlare, perché sì, cartellini gialli, insomma, così. Andiamo per ordine. Subito dopo la partita ci sono le parole di Garcia. Le parole di Garcia, prima di tutto lui un po' di sarcasmo sulla munizione, evidentemente mi hanno dato il bentornato in Italia, e poi dice una serie di cose, Zielu perché non calcio, quindi ascoltate un attimo questa, devo fare un video sul video, ieri io in reaction dicevo dai, ma ti pare che non tirava se poteva tirare, sta solo lui il portiere, deve essere rigore per forza. Il giallo per Garcia. E Garcia in conferenza dice: mi sono chiesto perché un giocatore mio a 6 metri dalla porta, tu per tu con il portiere, non calcia, non c'ha interesse a cadere. Quindi la mia soddisfazione è che quando vi dico una cosa, seppure è una cosa su cui uno può non essere d'accordo, ma perlomeno siamo in sintonia con l'allenatore, e questa è la cosa più importante, così essendo in sintonia ci possiamo guardare nell'anima e diciamo le cose come stanno. Raspadori è stato schierato attaccante anche per colpirli in velocità, quindi un'idea di Garcia, aspettandosi un Frosinone che magari presi dall'entusiasmo del ritorno in Serie A ci potevano aggredire alti e quindi lasciare un po' di spazio alle spalle. Calciare da fuori di più è una richiesta effettiva di Garcia e lo vedremo anche nello screenshot, c'è un momento in cui Raspadori poteva tirare, invece prova il passaggio ad Osimhen. E su Cajuste vi dice esattamente quello che vi ho detto ieri in live. Se qualcuno non ha visto la live consiglio di recuperarla, c'è tempo, è domenica, poi ci sarà tempo prima della prossima partita, recuperatevi tutto. Ve lo dico veramente al di fuori dei miei interessi, perché secondo me è interessante per chi vuole fare approfondimento, ovviamente. Dice proprio perché aveva il cartellino giallo addosso e quindi è un po' meno esperto dei vari Lobotka e Oliveira, che comunque toglie per il cartellino giallo, e perché non tutti avevano i 90 minuti nelle gambe, compreso Osimhen. Anghissà doveva mettere minutaggio, perfetto. Ha qualcosa da dire sulla prima linea, cioè la fase difensiva di Zielinski ed Osimhen, che devono fare un pochino meglio il primo pressing, glielo dice negli spogliatoi, e dice Garcia quasi per miracolo comincia ad andare tutto a meraviglia, meglio sia in fase difensiva che in fase poi offensiva. Parla di un rinnovo gestito bene da parte di Zielinski, quindi sotto il punto di vista di Zielinski il rinnovo secondo me ci siamo, evidentemente hanno trovato un accordo, Garcia così sa. Per quanto riguarda il rinnovo di Osimhen dobbiamo rifarci alle parole di Osimhen, andiamo per ordine. Ostigard può aiutare a centrocampo invece di passare a 3 in difesa quando vuoi anche difendere un pochino di più. Ostigard può dare una mano perché è forte fisicamente. Su Di Lorenzo dice ci servirà, non può fare 55 partite, ci servirà anche Zanoli, e quindi sotto questo punto di vista ci aspettiamo, al di là della gestione dei cartellini gialli, un pochino più di, quando ci saranno partite una dietro l'altra, anche un po' più di turnover, ce lo dobbiamo poter aspettare. E su Osi dice è un competitore, è uno che trascina la squadra. E proprio per quanto riguarda Osi ho ascoltato per bene, lui ha già un inglese particolare, il traduttore non aiuta. Lui dice ci sono state un sacco di speculazioni, a lot of speculation which are true. Not true, true. True si dice, true. Cioè lui conferma le speculazioni, lui dice l'interesse dell'Arabia c'è stato, li confermi così, ma dice anche il rinnovo non è stato fatto, siamo ancora in negoziazione. Lui dice praticamente, il presidente è il boss, è il capo, stiamo ancora negoziando, stiamo ancora trattando per il rinnovo, maybe alla fine del transfer, cioè della finestra dei trasferimenti, quindi alla fine del mercato, vediamo cosa succederà. Non riguarda tanto il suo trasferimento, che credo che in questo momento non è in discussione perché lui non punta i piedi e perché De Laurentiis non ha intenzione di vendere. Si parla del rinnovo, quindi
È lì che capiremo se a fine del mercato avverrà effettivamente il rinnovo alle condizioni che vuole il Napoli e che vuole Osimhen, altrimenti si va avanti con lui, grande professionista che continuerà a segnare, perché lui dice: oggi io sono un giocatore del Napoli, che è la cosa più importante, metterò il mio heart and soul, il mio cuore e l'anima per la squadra, come ho sempre fatto in passato. Paragone con CR7, sono contento di essere uno dei leader della squadra, e poi cita nell'ordine Di Lorenzo, Mario Rui, Anghissà, Zielinski e Meret come leader generali della squadra. Poi parla anche di Lorenzo, dice: mi trovo bene con Matteo, gli serviva il gol, dobbiamo fare di più dell'anno scorso, possiamo giocare meglio, dice Di Lorenzo. Con un Amrabat tattico vediamo che forse quello che può trarre un po' in inganno, nel senso, chi è meno soddisfatto di questa prestazione del Napoli è perché il Napoli non ha avuto un possesso palla schiacciante come ci ha abituato, del 65, del 70%, 48% per il Frosinone e 52% per il Napoli. Poi il Napoli fa 19 tiri totali, 0 salvataggi da parte di Meret, quindi la vittoria non è in discussione. E per essere ancora più precisi, gli XG: 1.31 per il Napoli, 0.87 per il Frosinone, ma ovviamente perché il Frosinone quando va dal dischetto crea già da solo per quello solo 0.76, quindi è già tutto il loro XG è qui. Ovviamente vediamo i gol. Il gol di Osi che fa il primo, quello al volo incredibile, è 0.06, era difficilissimo fare gol da lì, un po' più facile fare il secondo gol, e anche il gol di Politano 0.09, quindi abbiamo fatto dei gol non banali, questo si può dire. Questa è l'occasione di Raspadori, per esempio, non era facile da quell'angolazione, e poi tanti altri piccoli pallini, anche quella di Simeone. Insomma, il Napoli ci prova anche dalla distanza, come vedete, ci sta provando un po' più dalla distanza, come richiesto da Garcia. Sempre per completezza, questa è l'immagine che l'avevo chiesta, grazie a Alessandro Granato che me l'ha mandato, lo sbadiglio di De Laurentiis, che evidentemente si stava annoiando nel secondo tempo. Stendo un velo pietoso, me l'hanno mandata gli amici abbonati, la brutta parolaccia che De Laurentiis dice in una stanza, insomma. Non ho capito il perché. Se avete più notizie sul perché De Laurentiis ha perso le staffe davanti a tutti, fatemelo sapere, non ne ho idea. Questa cosa qua, onestamente, si vedeva poco, si vedeva pochissimo, ma un amico bellino me lo manda e io riporto. Da queste immagini onestamente sembra che Cajuste il pallone lo tocchi, sembra che cambia direzione, poi lo tocca poco, poi dopo va a contatto ovviamente con il ginocchio del giocatore del Frosinone, che però vedete che mette proprio il ginocchio davanti alla sua gamba sinistra. Riguardiamolo un'ultima volta. Insomma, proprio un rigore chiarissimo non mi sembra un rigorino che poteva anche essere tolto dal VAR, ma andiamo avanti, direi di andare avanti, perché altrimenti se facciamo le pulci va a finire che ci cominciamo a fare sangue amaro, e vorrei che rimanesse la mentalità di Spalletti dell'anno scorso: niente alibi, siamo così forti che queste piccole cose possiamo anche andare oltre e essere più forti anche di questo. Non si può essere sempre più forti anche di questo, però speriamo di aver mantenuto quella mentalità, e il Napoli dopo questo reagisce bene e ne fa 3, anzi ne fa 4, ma uno era in fuorigioco. Screenshot tattici: questa è l'azione che poi porterà al gol di Politano. Secondo me questo a cui si riferisce Garcia. C'era un momento in cui Raspadori poteva andare al tiro e non l'ha fatto, lo vedete qui Raspadori, e in questa zona ovviamente si è un po' chiuso dal movimento del difensore, ma prova poi un passaggio per Osimhen che comunque verrà ribattuto, non era facile nemmeno il passaggio, e qui forse Garcia si aspettava provare di tirare in porta perché abbiamo le qualità balistiche per farlo. Mi si chiedeva la dedica di Politano, ho riguardato le immagini, dice un Forza Dino, credo che dica un Forza Dino, non so a cosa si riferisce, nei commenti vi potete sbizzarrire, solo risposte sbagliate, e poi pare abbia fatto una dedicata alla sua nuova fidanzata, non ne so di più, ma sono gossip che ci interessano anche il giusto, insomma. Questa è un'occasione che ha avuto questo Baez, ha tirata di poco fuori, questa è un'azione pericolosissima, il pallone è qui, è uno spiovente che parte dalla sinistra e arriverà qui. In questo caso vedete che c'è Politano qui a fianco a me, quindi lui tutta la fase difensiva se l'è fatta. Ovviamente capita spesso che i terzini si accentrano per fare un po' di densità nell'area, ed è giusto perché
è nell'area che è più pericolosa, la palla più esterna è, meno pericolosa è in teoria. Però vedete che Olivera è qui, quindi si è schiacciato molto, con Zielinski anche, e tutta la difesa del Napoli con Di Lorenzo, Amir Rachmani, Juan Jesus e Olivera erano un pochino schiacciati. Era tornato Cajuste, c'è anche Lobotka, manca qui, insomma in questa zona manca un Raspadori che poteva anche lui venire dentro, insomma mancano giusto Raspadori e Osimhen, che ci sta, che poi restano anche un pochino per sfruttare un eventuale contropiede veloce, però lì devi farla un po' di fase difensiva, o resta Olivera un pochino più esterno e Zielinski accorcia all'interno, oppure deve arrivare anche Raspadori. Il gol di Osi, per farvi vedere qua Di Lorenzo è stato abbattuto dopo il suo passaggio, il gol di Osi per farvi vedere come era defilato e come il pallone violentissimo poi si insaccherà toccando la traversa senza lasciare alcun scampo al portiere, che forse è un po' responsabile sul gol di Politano. Sì, una mezza pellecchia lì l'ha fatta, ma su questo gol veramente non si poteva fare nulla. Osimhen animale. E poi sempre per la serie potete tirare di più da fuori, ma vogliamo fare delle cose più difficili e più belle. Zielinski, che ha disegnato calcio ieri, in quella zona poteva tranquillamente provare un tiro dalla distanza, è la zona più o meno del gol di Simeone di fine campionato dell'anno scorso, e Zielinski ha la possibilità di farlo, ma inventa un passaggio filtrante per Osimhen che poi si allarga pure bene, la palla finirà di poco fuori. Bellissimo questo passaggio, Zielinski può anche tirare lì. In ultimo c'è da sottolineare questo passaggio di prima di sinistro di Di Lorenzo, che parte da questa zona, Amir Rachmani avanza, Di Lorenzo detta il passaggio tagliando all'interno come oramai sa fare e fa benissimo, e di prima, quando viene attaccato poi dal difensore del Frosinone, cavalca tutto. Osimhen parte in posizione regolare sul filo del fuorigioco, va in velocità e fredda il portiere con un tiro preciso nell'angolino, veramente grande esecuzione. Di conseguenza ragazzi, questa era la situazione tattica della partita contro il Frosinone. Diamo un po' di voti. Meret onestamente senza voto, ci ha fatto un pochino prendere di apprensione, un po' di apprensione quando ha controllato così e così quel pallone, ma poi non ha dovuto fare parate. Forse, se vogliamo, un po' in ritardo su quel calcio di punizione che finisce sul palo, ma era un tiro così potente e preciso, non me la sento di dargli nient'altro che il senza voto. Di Lorenzo 7,5, 2 assist, il solito lavoro infinito da tutte le parti. Dove sta? Devo farlo bene, che si inserisce qua all'interno, te lo ritrovi qua a chiudere l'azione, è veramente infinito il capitano, straordinario. Rachmani un pochino meno brillante del solito, il motore è più pesante e quindi deve entrare ancora in forma. Direi meglio Juan Jesus ieri, che ha provato qualche anticipo, rompeva la linea, buona distribuzione dei passaggi, quindi do 6 a Rachmani, 6,5 a Juan Jesus per un po' di differenza. Olivera 6, ha fatto il suo lavoro senza picchi di straordinarietà. A Cajuste io non voglio accanirmi col ragazzo, 5,5 perché è più per il cartellino giallo che prende che per il rigore, che poi abbiamo visto poteva anche non starci. È il cartellino giallo che prende in questa zona quando entra in ritardo che mi dispiace. Poi si è fatto vedere, ha avuto anche personalità, il ragazzo ci tornerà molto utile, non vi preoccupate. Lobotka 6, sbaglia un passaggio e quindi noi tutti quanti Lobotka non è in forma. Per il resto è un pendolino insomma è un metronomo, ecco, un metronomo che funziona sempre, sta lì. 6 per Lobotka, 7 per Zielinski, dipinge calcio, trova sempre la posizione giusta, si inserisce, arriva anche al tiro dalla distanza un po' alto, però ispira gioco e tutto funziona a meraviglia intorno a lui. 7 anche a Politano, il gol di Politano non è mai banale perché ne fa pochi e quindi va premiato. Raspadori 6,5, un po' di fatica nel primo tempo, poi trova meglio la sua posizione. Voglio sottolineare di Raspadori anche il lavoro oscuro che fa, tanti palloni recuperati in pressing sugli avversari, veramente molto bene. E a Osi devo dargli 9 però diamogli 8 perché il ragazzo deve stare bello concentrato. Se gli diamo 9 poi diamo 8 ad Osimhen, 2 gol, uno più bello dell'altro. Non esageriamo subito perché poi ma il Frosinone non è il Real Madrid, le solite cose che si dicono, ma è con le piccole che tu devi fare risultato, specialmente con le piccole che si vincono i campionati. Quindi a me non interessa, e a squadra scarsa non vale, a squadra scarsa vale perché sono le trappole, e quindi il Napoli si è comportato molto bene
nel reagire alla difficoltà iniziale che si era creato da solo. Dopodiché al 45esimo esce Cajuste, entra Anguissa e lo vediamo in questa zona ovviamente da mezzala, però lo abbiamo visto anche allargarsi alla sinistra, a tutto campo, poi si è cominciato anche lui a gestire, però bene, doveva mettere minuti e la differenza si vede, veramente dominante. Dopodiché al 76esimo entrano Mario Rui per Oliveira, che si mette lì, pochi palloni, e anche Elmas per Politano. Anche Elmas girerà un po' per il campo, ce lo troviamo anche a sinistra, niente di spettacolare. All'80esimo un po' di riposo anche per Osimhen, entra Simeone che si comporterà bene. Io do senza voto ai panchinari, do giusto un 6,5 ad Anguissa perché si è visto bene la differenza, agli altri do un senza voto, anche se vorrei dare il 6 a Simeone è poco, perché in quei pochissimi secondi comunque si crea 2 occasioni e va vicino al gol. Dare 6,5 però è troppo, quindi do il senza voto perché non voglio sporcare la media a questi ragazzi. E poi nel finalissimo entrerà anche Ostigard a posto di Lobotka, e quindi qua si crea una situazione di un altro tipo di triangolo un po' più difensivo, dove in caso di pallata non è successo con il Frosinone, ma in caso di pallata tu ti puoi anche andare a chiudere qua, può fare Juan Jesus un pochino più libero e ti trovi a 3 così, puoi gestirla come vuoi a seconda delle esigenze. Garcia ce lo dice proprio, invece di mettermi a 3 in difesa posso utilizzare Ostigard a centrocampo per avere un pochino più di fisicità quando serve. All'arbitro do 5, non solo per il severissimo cartellino giallo a Garcia che mi sa di avvertimento tra virgolette, non lo fate più, decidiamo noi che nessuno protesta. Manca un cartellino giallo a Rachmani, cartellino giallo inventato invece su Oliveira, manca il secondo giallo a uno dei loro, a Gelli, che doveva essere ammonito per la seconda volta su un fallo di Anguissa, graziatissimo, era l'84esimo, lo capisco pure, però per me l'arbitro e il VAR in generale tutti insufficienti, perché il rigorino a loro lo dai, il rigorino a noi, perché sempre di rigorino si tratta, lo sbilancia, lo spinge un pochino Zelinski, potevo tirare Zelinski, invece è stato sbilanciato, a noi non lo dà. Da New York, azzurro fluido e tutto, riuscirò ad imparare a dire azzurro fluido visto che tutti i social, anche TikTok, Twitter, Instagram stanno diventando azzurri fluidi? Non lo so, vediamo cosa succede. Voi state in campana, iscrivetevi al canale, lasciate i like se avete trovato questo contenuto interessante, e se qualche addetto ai lavori trova questi spunti anche utili, citatemi, non mi offendo, se poi volete arrubare pure vabbè, fa niente. Life, e tu ti arrendi